Ma io credo che se permane lo spirito che abbiamo messo in commissione di 16 mesi di lavoro, prevarrà il senso della responsabilità. Noi abbiamo messo insieme per la prima volta 3 leggi portanti della realtà della nostra istituzione: lo statuto, il regolamento, la legge elettorale. Abbiamo fatto una quadra importante in tempi non sospetti, cioè quando non era ancora varato il decreto nazionale legato alla crisi economico-finanziaria, con le misure di contenimento dei costi della pubblica amministrazione e quindi anche della dotazione dei numeri dei consigli regionali. Ecco, questi provvedimenti hanno obbligato ciascuno di noi a rivedere alcune delle parti che sono dentro allo statuto. Fortunatamente sono rimasti solo 2 aspetti, uno molto marginale, che è quello del collegio di revisione di conti, che era già nelle nostre considerazioni, quindi aggiungerlo non sarà un dato in negativo ma anzi in positivo. Rimane come differenza in riferimento al voto unanime positivo, nel senso che dei consiglieri rappresentati 59 hanno votato a favore, 1 si è astenuto, quindi nessun contrario. La unica variazione che è intervenuta è quella che riguarda il numero dei consiglieri. Abbiamo votato tutti insieme, tutti, per 60 consiglieri, sapendo che questo era un passaggio avanti nei confronti del precedente legge, perché consentiva primo l'eliminazione del listino, che vuol dire comunque che tutti i consiglieri saranno eletti con il voto di preferenza, quindi scelti direttamente dai cittadini. Secondo, che il 60 era il numero massimo, mentre nella precedente legge il numero era a partire da 60 a crescere, e più ancora che garantivamo a tutte le province di avere il rispetto della territorialità, quindi nessuno poteva non essere rappresentato, anzi in quella proposta noi garantivamo a tutte le province 3 consiglieri, per cui anche le province che hanno minori abitanti potevano essere certi di avere questa rappresentanza. Oggi il grande tema che abbiamo davanti a noi, la problematica che ci pone il decreto è: noi ci mettiamo in linea con le aspettative nazionali o ci mettiamo in conflitto con queste? La determinazione della nostra autonomia ci porterebbe a dire che la potestà di determinare il numero di consiglieri in base alla Costituzione è esclusivamente di competenza della Regione. È vero che il governo non ci ha dato un ordine, ha detto: se non scendete all'interno di questi numeri voi non sarete più considerati regioni più virtuose, quindi non potrete avere queste provvidenze, questi finanziamenti, questi aspetti, così come è già avvenuto per la sanità e per altri ambiti. Quindi noi valutiamo che ci sia questa attenzione in positivo, che nei discorsi che abbiamo fatto oggi qua si estende ad altri capitoli che non sono di pertinenza statutaria, ma che riguardano il vitalizio, che riguardano la durata dei mandati ed altre cose. Allora la problematica che si porrà all'Aula è: le ipotesi che erano state formulate nelle 4 proposte presentate erano tutte dentro ai 50, perché la prima proposta presentata dall'UDC era 48, la seconda presentata insieme dall'Italia dal PDL e dalla Lega era 48, quella presentata dal PD era 50, quella presentata dall'Italia dei Valori era 48. Il lavoro fatto in commissione poi ci ha fatto fare altre considerazioni, fissandoci a 60. Io credo che se ragioniamo non sarà difficile trovare il senso di responsabilità che ci accomuna. Certamente questo non vuol dire che subiamo un diktat, ma anzi io sarei per dire: adempiamo a tutti gli input del governo e poi impugniamo la decisione del governo avanti la Corte Costituzionale, ma non facendolo perché venga detto dai cittadini come un salvataggio di una condizione che sarebbe interpretata erroneamente come un privilegio, ma come il essere partecipi della volontà di dare un esempio alla collettività, non per risanare i bilanci, perché non sono quelli i soldi che risanano i bilanci, ma per dire ai cittadini: ci siamo fatti carico di dimostrare che a nostro carico risolviamo anche questa che nella disimmagine pubblica va superata.
Se noi abbiamo questo senso di responsabilità, diamo un messaggio importante. Poi impugneremo avanti alla Corte Costituzionale il provvedimento del governo, avendo la forza di averlo fatto, ma non perché ce l'hanno ordinato, ma perché noi crediamo utile farlo, così come avevamo fatto un anno prima nelle proposte che abbiamo fatto. E allora è certamente un appello di responsabilità. Recuperiamo tutti insieme lo spirito che tutti insieme abbiamo avuto durante la stagione della Commissione. Aggiungo, noi non facciamo uno statuto che risolve tutti i problemi del Veneto, non facciamo uno statuto che è la risposta a tutte le condizioni di difficoltà che abbiamo, ma sappiamo che le parti innovative che ci sono dentro, ricche per la capacità in particolare del Consiglio di mettere insieme il rapporto e il lavoro della maggioranza con la minoranza, con tanti elementi di novità, di responsabilità, di attenzione agli aspetti della società, non può essere accantonato. E non possiamo ripresentarci in aula pensando che ci sia una parte del Consiglio che impedisce all'altra di esercitare il diritto della democrazia. Sarebbe una negatività, questa legislatura sarebbe sepolta in maniera irreparabile. E io credo invece che noi, con una attenzione, rispettandoci reciprocamente, avremo la possibilità di avere questo statuto che non è lo statuto di ciascuno di noi, ma è lo statuto di tutti noi insieme, che lo abbiamo voluto anche quando ciascuno di noi ha rinunciato ad alcuni aspetti che peculiarmente potevano appartenere alla cultura soggettiva per accettare una cultura aggregativa di tutti insieme. Io credo che il Veneto, i cittadini veneti ci chiedano questo e sarebbe un errore non rispondere a questa chiamata.